Alta tensione a Venezia alla vigilia del comizio di Forza Nuova di domani, centri sociali e associazioni pronte a dare battaglia, stamane vertice e sicurezza in prefettura, domani la città blindata. Un'altra giovane vita spezzata dal cancro, a Milano è lutto per la scomparsa di Francesco Beccarello, cordoglio anche della società di calcio con la quale ha giocato finché le forze lo hanno sostenuto. Autonomia del Veneto, firma col governo entro la fine della settimana o al massimo l'inizio della prossima, è l'auspicio del governatore Luca Zaia dopo la riunione della consulta di ieri. Da quando è stato posizionato ha suscitato una rovente polemica con migliaia di sanzioni, ora l'autovelox dei record di Albi Ignasico viene bocciato da una sentenza del giudice di pace. Scatterà il 1° marzo il nuovo collegamento unico e diretto di autobus tra Mestre Centro e Treviso, un nuovo servizio possibile grazie all'accordo tra MOM e ACTV. Avviata a Mogliano la raccolta fondi per acquistare 2 caschi refrigeranti che arrestano la caduta dei capelli delle donne che si sottopongono alla chemioterapia. Calcio e fair play, gli avversari rimangono in 10 per un infortunio e senza cambi, così l'allenatore di una squadra giovanile di Treviso toglie un suo giocatore per ristabilire la parità numerica. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali è un'edizione che si apre parlando della vigilia di tensione, la vigilia bollente a Venezia, perché domani è previsto il comizio di Forza Nuova in centro storico a Venezia e c'è già promessa di battaglia da parte di centri sociali e varie associazioni, 200 circa i partecipanti di Forza Nuova previsti, ben di più quelli, i famosi cosiddetti antifascisti, anche se non c'è ancora un ok, un via libera per la loro contromanifestazione, quindi c'è un vertice in questo momento in prefettura per capire come misurare l'ordine pubblico e per evitare soprattutto che ci siano scontri. Ovviamente nei ricordi di tutti i veneziani c'è la guerriglia avvenuta a Venezia nel dicembre di 5 anni fa, era il 2013, lo ricorderete in pieno, centro storico, immagini che a Venezia in centro storico non hanno dimenticato. Allora, per evitare questo c'è questo vertice in prefettura, ci dice tutto, dagli ultimi aggiornamenti da Venezia in diretta telefonica per noi Tommaso Stoppa. Tommaso. Sì, buongiorno da Venezia, c'è grande preoccupazione in città per quello che potrebbe accadere domani pomeriggio alle 16, ora in cui è convocato il comizio elettorale di Forza Nuova in campo San Geremia. Si parla di circa 200 sostenitori di questo movimento di estrema destra che dovrebbe arrivare a Venezia, ma i centri sociali del nord-est hanno già annunciato battaglia, si attende l'arrivo di 800 di questi militanti antifascisti. Le dichiarazioni della vigilia sono piuttosto bellicose da entrambe le parti, i centri sociali hanno detto che faranno il possibile per impedire che questi fascisti, come li chiamano loro, manifestino le loro idee, mentre Forza Nuova ha annunciato che si difenderà con tutta la forza necessaria. È in corso in queste ore una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza proprio per cercare di affrontare questo tema e di capire come prevenire incidenti, visti anche i disordini delle ultime ore a Bologna che sicuramente non lasciano ben presagire per questo evento. Vi daremo ulteriori informazioni su tutto questo nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Grazie a Tommaso Stoppa. Restiamo nel veneziano con il cordoglio per un'altra giovane vittima di una lunga malattia, Francesco Beccarello, 16enne di Milano, che è spirato appunto dopo una lunga malattia, una notizia che ha gettato nel cordoglio l'intero paese di Milano, dove il ragazzo era molto conosciuto anche per il suo sorriso, la sua energia. Fino a quando è stato possibile si è allenato con la società di calcio milanese, USD Milanese, dove appunto aveva militato, fino a che le forze non lo hanno sostenuto, fino a che è stato possibile poter giocare con la squadra che proprio ieri mattina ha pubblicato un messaggio di cordoglio che in poche ore ha catalizzato l'attenzione di quanti conoscevano il ragazzino, ed è ovviamente un paese in lutto per l'ennesima giovane vita stroncata da una
malattia terribile. Adesso ad Albignasico, lo ricorderete, l'autovelox dei record, l'autovelox contestatissimo con migliaia di sanzioni. Ebbene, c'è una prima multa annullata e potrebbe essere un effetto valanga. Un automobilista che aveva presentato ricorso contro una multa presa al nuovo autovelox di Albignasego ha vinto la causa, il giudice di pace ha annullato la sanzione e restituito i punti della patente. È presto per dire se siamo davanti ad una svolta e peraltro dal comune ci si prepara al ricorso, ma è la prima sentenza in questo senso da quando a settembre è entrato in attività, scatenando vivacissime polemiche. L'implacabile rilevatore di velocità è posizionato all'altezza dell'uscita 8 della tangenziale, in una tratta in cui il limite si abbassa a 70 km orari, tra i 130 dell'autostrada, i 100 del raccordo di Padova Sud e i 90 di gran parte del resto della regionale 47. Con 15.000 veicoli fotografati e più di 600.000 euro di sanzioni, l'autovelox è entrato di prepotenza nell'eterno dibattito tra chi intende assicurare la sicurezza stradale e chi denuncia un facile modo di fare cassa, un dibattito che si è già spostato nelle aule di tribunale. Apriamo adesso la pagina della politica e partiamo dall'auspicio del governatore Luca Zaia, che si dice ottimista sulla firma col governo sulla preintesa per l'autonomia entro la fine della settimana o l'inizio della prossima settimana, per poter dare il via al percorso concreto, un ottimismo che nasce dopo l'ultimo vertice della consulta di ieri. La delegazione trattante del Veneto è vicinissima a trovare l'accordo col governo per firmare l'annunciata preintesa sull'autonomia. La svolta dopo le difficoltà delle scorse settimane è stata comunicata dal governatore Luca Zaia alla consulta per l'autonomia riunitasi a Venezia in mattinata. Nell'ultima proposta del governo sono state accolte quasi tutte le richieste di modifica presentate dalla Regione. L'ultima bozza che abbiamo in mano non parla più di spesa storica, ma parla di superamento della spesa storica. E spesa storica vuol dire 22.000 forestali in Sicilia e 400 in Veneto. Fate un po' voi se può continuare così. Il Veneto la spunta anche su altri due punti ritenuti fondamentali dal Presidente della Regione. Con partecipazione su tributi e aliquote, quindi non solo su un tributo, e poi è fondamentale la commissione paritetica, ovvero avere una delegazione trattante che entra in commissione paritetica, come accade a Trento e Bolzano. Nel documento, come richiesto dal Veneto, vi sarà anche un riferimento al referendum del 22 ottobre. La nostra regione, a differenza di altre realtà, va con un referendum importante, con oltre 2.400.000 veneti che hanno votato, per cui la forza del referendum diventa anche pesante da un punto di vista giuridico nella firma della bozza. Condivisione è stata espressa anche dalle altre due regioni coinvolte, Lombardia ed Emilia-Romagna. L'obiettivo è di arrivare alla firma tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima, anche perché la legislatura ha ormai le ore contate. La firma non è mai scontata finché non si firma. Devo riconoscere che il lavoro fatto dal sottosegretario Bressa fino ad oggi è stato produttivo, è stato anche in un ambiente di serenità, con l'ottica anche di accogliere le istanze. Devo dire che se oggi c'è questa possibilità la si deve al Veneto, che ha marcato stretto, è arrivato alla 7ª bozza di accordo. All'8ª forse magari chiudiamo. Intanto sul fronte della politica in ottica 4 marzo si deve registrare l'appello di ieri degli industriali in Assise, presente anche il presidente nazionale Boccia a Verona, le richieste alla politica, le richieste di togliere ovviamente burocrazia, che è uno dei cardini ovviamente delle richieste degli industriali da sempre alla politica, ma anche di mantenere le riforme, di mantenere i rapporti con l'Europa, insomma un appello contro tutti gli estremismi e ovviamente sulla questione anche della burocrazia, la burocrazia come aspetto fondamentale per togliere i lacci allo sviluppo, alla ripresa dello sviluppo. Allora sentiamo come commenta questo appello uno dei candidati alle politiche del 4 marzo, candidato con Noi con l'Italia, Flavio Tosi, che era ospite questa mattina a La Voce del Mattino. Gli imprenditori te lo dicono, la pressione fiscale in Italia è eccessiva, ma già se ci toglieste un po' di burocrazia ci lascereste lavorare meglio e ci fareste competere con ormai il mondo, visto la competizione globale. E togliere burocrazia quantomeno è l'unica promessa che non ha costi per lo Stato, perché tutte le altre promesse hanno un costo e quindi bisogna dimostrare dove vai a trovare le risorse, mentre invece togliere burocrazia per lo Stato non ha nessun costo
È un vantaggio di spesa e di tempo per gli imprenditori e in prospettiva lo Stato risparmierà, perché vuol dire avere meno burocrati, perché meno burocrazia significa anche avere meno burocrati che inutilmente costano per fare carte altrettanto inutili quanto il loro ruolo. Ieri invece in Veneto, da Treviso a Venezia, il passaggio elettorale di Pietro Grasso che ha parlato ovviamente di tanti argomenti, portando avanti la campagna di Liberi e Uguali. Sentiamo cosa ha detto nella sua tappa trevigiana. Significa seguire quelli che sono i temi di Liberi e Uguali. Nella Marca, da presidente del Senato e leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso è arrivato a mezzogiorno alla Loggia dei Cavalieri dopo la visita agli impianti di Contarina e prima dell'incontro con i cittadini nel pomeriggio al Teatro delle Voci di San Liberale. Si sofferma sul dibattito sulle larghe intese, Grasso, partendo dalla legge elettorale. È stata fatta proprio per favorire un incontro tra Renzi e Berlusconi e per poter fare un governo di larghe intese, così come adesso appare in maniera molto chiara. Noi costituiamo un argine per evitare proprio questo e per evitare anche facili populismi che possano portare a un'Italia non istituzionale. Esclusa categoricamente un'alleanza con il Movimento 5 Stelle. Nel programma dei 5 Stelle c'è no all'immigrazione, no all'Europa, no a quelli che sono i nostri principi. Quanto alle istanze provenienti dal territorio, il Movimento ha un preciso indirizzo. Sulla questione dell'autonomia abbiamo una nostra posizione, che è la posizione quella di favorire gli enti locali. Noi immaginiamo un Veneto libero ad esempio dalla corruzione, libero ad esempio da queste grandissime opere pubbliche che non servono a niente. Oggi noi diremo questo alla città e lo diremo al Veneto. Pietro Grasso oggi è anche il simbolo di come si possa fare politica in maniera diversa. A proposito di autonomia del Veneto, l'autonomia del Veneto non è in contrasto con una Europa più forte, lo sostengono i candidati veneti della lista di Emma Bonino. Il nostro programma è un sogno, è quello degli Stati Uniti d'Europa. Questa lista è stata fatta proprio per quello, per contrastare il populismo dilagante in questo Paese. Un sogno non in contrasto con quello dell'autonomia del Veneto, assicurano i candidati locali di Più Europa, la lista di Emma Bonino e Bruno Tabacci che corre in coalizione col PD. Non va in contrasto perché qui si parla di autonomia e non di indipendenza, questo è già una grossa differenza, anche perché questa è una terra che meriterebbe molta più autonomia di quella che c'è, perché comunque è il cuore pulsante dell'economia italiana. Nel programma della Forza Europeista un deciso sì all'immigrazione e un altrettanto deciso no a qualsiasi forma di protezionismo economico e di discriminazione. Noi italiani dovremmo sapere bene cosa vuol dire essere etichettati per qualche cosa che non sei. Cioè, io non sono mafiosa, io non sono Pizza Mandolino, che sono una donna di cultura che ha girato il mondo, eppure per esempio in Germania, a Dortmund, non riuscivo a trovare casa in affitto nonostante lavorassi per la comunità europea, sono dovuta andare a trovarmela nell'area dei turchi, perché da italiana non mi davano la casa. Non siamo ciechi e condividiamo parte delle critiche all'Europa di oggi, puntualizzano i candidati, ma la soluzione è cambiare questa unione alla quale è ormai impossibile rinunciare. Noi stiamo facendo una campagna per esempio per poter nelle elezioni europee, e questa sarebbe una vera integrazione, poter scegliere anche candidati francesi, tedeschi. Torniamo alla cronaca adesso, la cronaca giudiziaria, prima condanna, siamo a Treviso per Luca Furlan, l'uomo accusato di aver ucciso la compagna Elda Tandura lo scorso fine settembre. L'uomo che è, ricordiamo, indagato per omicidio preterintenzionale è stato condannato ieri per tentata estorsione e lesioni, fatti avvenuti prima della tragedia di Elda Tandura. 1 anno e 10 mesi, questa è la prima condanna per Luca Furlan, il 47enne accusato di aver ucciso la compagna Elsa Tandura lo scorso settembre a Vittorio Veneto. L'uomo è stato processato ieri per lesioni e tentata estorsione nei confronti sempre dell'ex compagna. Secondo l'accusa avrebbe chiesto alla donna soldi minacciando di picchiarla, fatti questi avvenuti prima della tragedia. Numerosi nel tempo erano stati gli episodi di litigi, tanti gli interventi delle forze dell'ordine per calmare gli animi. Elda più di una volta
volte aveva avuto la forza di denunciare Furlan, ma poi tornava sui suoi passi e ritirava le querele, una relazione malata dalla quale l'insegnante non riusciva a staccarsi, fino a quel giorno di settembre, quando la donna, durante una lite violenta, è caduta a terra sbattendo la testa. Per questa prima condanna, comunque, i legali dell'uomo hanno annunciato il ricorso in appello. Allora torniamo a parlare di legittima difesa, un dibattito sempre più forte anche in questi giorni, soprattutto nel Vicentino, dopo che c'è stata la polemica, il dibattito sulla Fiera delle Armi a Vicenza, con tanti anche minorenni presenti, dopo quanto accaduto a Isola Vicentina, quelle scene da Far West che hanno spinto molti residenti a dire ci dobbiamo armare per difenderci. La legittima difesa... Abbiamo chiesto questo tema anche agli psicologi, all'ordine degli psicologi, per capire quanto è naturale avere paura. Ebbene, la risposta è semplice, è un sentimento ovviamente naturale, ma, dicono gli psicologi, è corretto che vi siano norme e regole che incanalino questa paura. È naturale avere paura, è qualcosa di molto umano. La paura porta a anche cercare di prendere delle soluzioni anche individuali. Qui entrano in gioco la società e la legge, che limitano la possibilità di ciascuno di quanto può fare per farsi giustizia o per proteggersi da solo. Cittadini, giovani e anziani che di fronte a questa situazione non possono essere lasciati da soli. È qualcosa che non può non essere gestito a livello, diciamo, sovra individuale, perché altrimenti poi le persone più ansiose o più preoccupate potrebbero reagire in maniera anche eccessiva rispetto a quello che è il vivere comune, e persone invece troppo rilassate potrebbero non proteggersi. Intanto, statistiche o meno, tra microcriminalità diffusa, sbandati e illegalità, cresce nel cittadino la percezione di insicurezza e sembra sempre più pronto a prendere in mano la situazione. Se trovo qualcuno dentro casa mia, lì è un altro discorso, perché, viva Dio, è una violazione della mia privacy. Chi vuole delinquere è giusto che sappia che i cittadini, se non vengono difesi, si difendono da soli. Abbiamo parlato poco fa dell'appello degli imprenditori, dell'impresa, l'industriale, sulla questione della burocrazia. Ebbene, la vicenda, la denuncia dell'imprenditore trevigiano Paolo Fassa, della Fassa Bortolo, per un maxi progetto bloccato in Sicilia da 5 anni, sembra l'emblema di questo tunnel della burocrazia. Un'attesa che va avanti da oltre 4 anni, un investimento da 25 milioni di euro fermo per un'autorizzazione che manca, non in Veneto ma in Sicilia, in provincia di Enna, dove il gruppo Fassa Bortolo di Spresiano aspetta dalla soprintendenza un via libera che sembra non arrivare mai e che sbloccherebbe un'operazione da 100 nuovi posti di lavoro. È la stessa azienda a darne notizia, con il patron Paolo Fassa che attacca la burocrazia. È organizzata in modo tale in questo paese che la colpa non è mai di nessuno, dice. Se non si sblocca in tempi brevi questa assurda situazione, rinunceremo al progetto e lasceremo sull'isola solo gli avvocati, perché faremo causa. Mi appello al governo, continua Fassa, in particolare al Ministero dello Sviluppo Economico e al suo titolare Carlo Calenda e all'Associazione degli Industriali della Regione Sicilia. Il gruppo trevigiano, specializzato in prodotti per l'edilizia, sta aspettando il via libera al progetto di riapertura della cava di calcare nel comune di Agira, dismessa 30 anni fa e senza alcun recupero ambientale. Fassa Bortolo ha compiuto una lunga serie di passaggi per avere l'autorizzazione a impiegare quel sito, una piccola parte del quale risulta di interesse archeologico, ma malgrado sia stata eseguita la ricognizione voluta dalla soprintendenza, la situazione non si sblocca. Sono profondamente amareggiato, conclude Fassa. Questa assurda babele di norme trasforma l'entusiasmo e la voglia di lavorare in un'odissea senza fine. Viabilità, ma anche lotta contro il cancro e sport visto da più parti, e tutto questo dopo la pubblicità. Rieccoci in studio, in diretta prima edizione dei nostri telegiornali. Una novità importante per chi si sposta in autobus: dal 1° marzo il nuovo collegamento unico e diretto tra Mestre Centro e Treviso.
È iniziato il conto alla rovescia, mancano pochi giorni, poi dal 1° marzo sarà più semplice per i viaggiatori spostarsi da Treviso a Venezia Mestre. Grazie ad un accordo tra AVM, ACTV e MOM, i cittadini potranno salire a bordo dei bus senza dover cambiare a Preganziol. Riuscire a dare un livello di servizio e di qualità ai cittadini che non cambia, anzi migliora, e unendo le forze di due aziende. Quindi non andando poi a spendere di più da un certo punto di vista, riuscendo a dare una qualità migliore. È stato un lavoro importante tra l'AVM di Mestre e la nostra azienda, è una situazione che noi abbiamo sotto controllo dal 1980, essere arrivati a una conclusione è una cosa che ci dà molta soddisfazione. Insomma, un collegamento diretto che darà una più efficiente risposta ai bisogni di mobilità in un'area fortemente urbanizzata, rappresentando un collegamento strategico per un territorio contraddistinto da numerosi servizi alla persona e per il turismo, in un contesto storicamente interconnesso attraverso l'arteria della strada Terraglio e lungo una tratta dove si registrano quotidianamente oltre 3.300 passeggeri. Il vantaggio aggiuntivo sarà che con lo stesso biglietto io posso salire in maniera indifferente su un vettore o l'altro, cioè sui mezzi MOM ovvero sui mezzi CTV. Un accordo questo che arriva anche grazie alla collaborazione fra le amministrazioni di Treviso, Preganziol e Casier. A Mogliano ora, dove è stata avviata da tempo una raccolta fondi per acquistare 2 caschi refrigeranti che arrestano la caduta dei capelli delle donne che si sono sottoposte alla chemioterapia. Questa ragazza che è giovane doveva rasarsi i capelli e le avevo consigliato di andare a Padova a fare le chemio perché so che esiste già lì una struttura dove hanno questi caschetti refrigeranti e lei mi ha detto troppo lontano e quindi ho detto niente, bisogna far partire anche per Treviso. Stefania Tosatto ha un salone di parrucchiera a Mogliano, anche lei come tante sue colleghe si trova di fronte alla sofferenza di donne malate di cancro che si stanno sottoponendo alla chemioterapia e che chiedono di essere rasate. Uno shock che si aggiunge a quello della malattia. Poi un giorno nel suo negozio arriva una ragazza giovane e la sua angoscia fa scattare in Stefania la volontà di dar vita ad una raccolta fondi per acquistare un casco refrigerante che viene fatto indossare alle pazienti durante la terapia per bloccare la caduta dei capelli. Mantengono i capelli, magari non tutti, anche un 50% alle persone che fanno la chemio. L'idea del casco per la prima volta in Veneto viene ad un medico dell'ospedale di Campo San Piero che aveva capito come i capelli fossero importanti dal punto di vista psicologico nella lotta contro il male. Quando loro fanno la chemio, che anche quelle più forti magari arrivano ogni 3 settimane, vanno a farsi la chemio, si sentono malate quei 2 giorni, però nel resto delle volte, dei giorni, quando si guardano allo specchio, si vedono sane. 60.000 euro i soldi necessari per l'acquisto di un macchinario per 2 caschetti da consegnare all'URSS 2. Oltre 120 le attività commerciali che hanno aderito, esponendo un salvadanaio nel quale le clienti possono lasciare un'offerta. Tante le associazioni e i comuni che stanno aiutando nella raccolta. La LILT ha istituito un conto corrente apposito sul quale versare un contributo. Poi ci sarà l'appuntamento dell'8 marzo, giorno clou per la raccolta. Il 50% del nostro lavoro sarà solo e unicamente dato per questa iniziativa. Parliamo adesso di calcio, non di calcio giocato, o meglio di calcio giocato, ma di una scelta particolare di un allenatore e davvero di una storia di fair play che fa piacere, che fa bene in tempi in cui di calcio si parla spesso anche per scontri e insulti razzisti. La storia è la scelta dell'allenatore del Condor Treviso, che è una squadra di giovanissimi del quartiere di Sant'Angelo a Treviso, durante il campionato provinciale giovanissimi domenica scorsa, durante la gara contro il Postioma a 15 minuti dal termine della partita era rimasto senza un giocatore infortunato e non aveva più cambi, quindi era rimasto in inferiorità numerica, e l'allenatore Damiano Cavallin, il giovane allenatore del Condor Treviso, ha tolto un suo giocatore, ecco lo vediamo in foto, ha tolto un suo giocatore per ristabilire, diciamo, la parità numerica, un gesto che ha portato all'applauso anche degli stessi avversari e è stato applaudito appunto per questo fair play davvero inaspettato da parte dell'allenatore. Ancora calcio, ancora piccoli calciatori e una giornata particolare per i piccoli atleti del Venezia Calcio Soccer. Scopriamo perché.
Un allenamento all'insegna della solidarietà, non sul campo, per gli oltre 100 piccoli atleti del Venezia Calcio Soccer Academy che hanno incontrato padre Mario in questi giorni in Italia per un breve periodo, perché da 37 anni vive in Sierra Leone, dove dirige una scuola secondaria e un centro di formazione professionale con oltre 1600 allievi. A me piace sempre riferire ai ragazzini qui che i nostri campi da calcio là sono qualsiasi situazione. Si trovano bambini che giocano per strada, ci sono bambini che giocano su campi, ci sono bambini che giocano addirittura dentro un'aula scolastica con la palletta piccola. Perché? Perché è la realtà loro, perché lì trovano la loro libertà. Un incontro formativo al suo secondo anno di vita. Vuole essere un momento di aggregazione per tutti i bambini, per scoprire che si può avere un sorriso anche senza per forza giocare alla PlayStation o mettersi le magliette della Nike del Venezia Calcio. Quindi è un momento in cui loro possono scoprire delle realtà differenti da quelle che vivono tutti i giorni. Il ricavato sarà consegnato direttamente nelle mani delle famiglie sierraleonesi. Ogni anno partono dall'Italia container carichi di medicinali e generi di prima necessità. Una crescita dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, per capire che loro possono anche sentirsi fortunati sotto certi punti di vista, perché hanno dei privilegi che magari altri bambini o altri ragazzi o ragazze non hanno. Quindi metterli a conoscenza sotto questo punto di vista di altre possibilità, di altre situazioni non certo facili, sono fondamentali per la loro crescita. Particolarmente toccante il ricordo di Corrado Dionigi, collaboratore del Venezia Calcio, scomparso di recente. È tutto per questa prima edizione, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Termoidraulica Susin, se compri una caldaia in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Tempo lievemente instabile sulle nostre regioni, specie nella seconda parte della giornata. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 17 febbraio. Sul Veneto sarà buono, specie al mattino, con qualche spazio soleggiato, ma dal pomeriggio aumentano le nubi con cielo coperto un po' ovunque e con occasionali piogge, ma in genere di debole intensità. Diamo ora uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra 7 e 8 gradi, valori minimi tra lo 0 e i 2 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Sarà in genere asciutto e per lo più soleggiato al mattino, col passare delle ore più nubi e cielo a tratti anche coperto con deboli piovaschi sparsi, ma via via più diffusi entro sera. Le temperature massime saranno comprese tra 8 e 10 gradi, valori minimi tra 1 e 2 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Cielo molto nuvoloso sulla nostra regione, tempo più asciutto al mattino, dal pomeriggio però qualche precipitazione localmente anche a carattere nevoso, ma migliora presto durante la nottata. Le temperature massime saranno comprese tra 9 e 10 gradi, minime tra 4 e 5 gradi. Il mare sarà generalmente calmo, i venti deboli da nord-est lungo le coste e occidentali al largo. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin, se compri una caldaia in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.